Un bel weekend di festa per l'associazione Re Biscottino, sabato sera all'oratorio della Bicocca, una cena per l'associazione Un Sorriso con Luca e poi oggi domenica di nuovo a Castelnuovo Don Bosco per la terza volta, città natale di San Giovanni Bosco. Un bilancio di questi 2 giorni. Il bilancio intanto, quello di ieri sera, è stato eccezionale per questa organizzazione, chiamiamola così, Un Sorriso per Luca, no? Che mirava a ricavare dei fondi che poi spiegherà meglio la regina. E ieri è stato un grosso successo, ci sono state tante persone, tante portate, soprattutto si è anche ballato, è stato molto divertente, lotterie eccetera. E questo è per quanto riguarda ieri sera. Oggi è una cosa ancora più bella, nel senso che qui abbiamo sfilato insomma, limitatamente qui a Castelnuovo Don Bosco, però in compenso abbiamo assistito a una messa, tipo le messe da campo dei militari, no? Era in piazza ed è stato molto importante. Poi come al solito siamo andati a finire in un ristorante eccezionale, a mio modesto parere, e abbiamo chiuso qui la giornata sul piazzale della chiesa principale di San Giovanni Bosco. Ieri sera abbiamo ideato questa cena di solidarietà a favore di Un Sorriso con Luca e allora ci siamo dati da fare. A questo proposito vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il mio team, tutte le persone che hanno lavorato, credetemi, ieri in condizioni incredibili, perché un caldo soffocante in quella cucina c'era quasi da svenire. Abbiamo lavorato tutto il giorno e loro sono state vicino, hanno fatto un lavoro veramente straordinario, per cui io non ho più parole per ringraziarle. Se non avessi questo team straordinario di persone non potrei fare quello che tutti i giorni facciamo. Insomma, queste cene, questa raccolta di fondi che è andata molto molto bene, abbiamo raccolto più di 1.400 euro e siamo orgogliosi di questa cosa qua.